È complicato e di difficile soluzione il problema legato alla carenza di medici anestesisti all'ospedale Giovanni Paolo II di Sciacca, una carenza che sta compromettendo l'attività delle sale operatorie dove si riescono a garantire solo gli interventi urgenti. Di situazione critica parla al nostro telegiornale il direttore sanitario Gaetano Migliazzo. Effettivamente è un problema che stiamo affrontando, su cui ci siamo imbattuti, ma nonostante i tentativi e gli sforzi che cerchiamo di porre in essere non riusciamo a trovare soluzione proprio per una difficoltà a trovare anestesisti sul mercato. L'anestesista è diventato ormai una specializzazione assolutamente ambita e nel corso degli ultimi mesi, cioè la fine dell'anno scorso e i primi mesi di quest'anno, abbiamo avuto una decurtazione di 8 unità e quindi chiaramente questo ha portato a una criticità rilevante che obbligatoriamente ha inciso sull'attività di sala operatoria. Come si risolve nell'immediato questo grave problema legato ad un numero insufficiente di anestesisti? Per garantire quantomeno un minimo di attività, non i livelli ottimali, ma un minimo di attività, sono state autorizzate dall'amministrazione le prestazioni aggiuntive, però bisogna sempre comunque acquisire la disponibilità dei medici rimasti in servizio a poter accedere alle prestazioni aggiuntive, a voler accedere alle prestazioni aggiuntive. Qualcuno sì, qualcuno no. Riusciamo a garantire in questo momento solo 10 sedute programmate settimanali a fronte di 15 sedute che ad organico pieno riuscivamo a garantire.